Allora, buongiorno a tutti, che onore essere qua con a fianco l'arcivescovo, i miei nuovi amici con cui ho pranzato. Sono contento di vedere anche qualche sparuto maschio. No, guardate che la femminilizzazione della scuola, del catechismo è un guaio, Cioè, l'idea di avere anche una rappresentanza maschile, un'immagine diversa, se no poi scivoliamo su catechista mamma, che è tremendo. Catechista, non mamma, e anche avere così una rappresentanza anche perché sennò sembra che l'educazione è per le donne, la fede è per le donne, cioè gli uomini cosa fanno? No? Sono sempre da un'altra parte, no? Adesso dopodomani facciamo con i salesiani da Milano-Brescia da anni, ci siamo inventati questa occasione di incontro, insomma è molto bella, per la festa del papà di San Giuseppe. Difatti stasera sono stati traditi per colpa vostra, lo faremo in settimana. Da anni facciamo un incontro educativo solo per i papà, proibito per le mamme, ed è molto interessante perché se si lascia uno spazio per loro è ricondurli alla funzione educativa. E poi è interessante anche perché poi sento le mamme che dicono non c'è mai, poi quando mi trovo con i papà dicono ma fa tutto lei. Cioè, non mi lascia spazio, un po', a volte è comodo, ma a volte è così, no? Non mi lascia spazio, no? Poi magari il ruolo del papà è, lo dico papà e stasera vedi, che tu dici, cioè se il papà diventa una minaccia, cioè no? Per cui allora benvenuti agli XY presenti in questa sala. Allora parto leggendo. Allora io oggi vi vorrei parlare, mi hanno chiamato professore ma io non sono professore, cioè qua in Italia sono tutti professori, ma no, professori sono chi insegna, chi io non sono professore. Però vorrei portarvi mettere a fattor comune della conoscenza che ho, come voi, dei ragazzi di oggi, conoscenza che ho incontrandoli in diversa forma, l'incontro tanto come scrittore per ragazzi. Fate conto che quest'anno tra settembre e maggio avrò incontrato 6.000 ragazzi nelle scuole d'Italia per i libri, e incontrarli sui libri è interessante perché poi in realtà è incontrarli sulle tematiche dei libri, quindi si aprono, raccontano, dicono. Poi l'incontro nel mio studio, l'incontro anche in altri ambienti, nelle scuole, come orientatore, quando perdono un pochino la strada. E anche qua è un privilegio, perché poter parlare con loro in un ambiente confidenziale, dove non c'è paura di quello che dico, ma posso dire davvero quello che penso, è un privilegio grandissimo. Allora volevo condividere con voi un po', perché la questione era a chi facciamo catechismo, a chi fate catechismo, quindi cercare di capire un po' chi sono questi bambini e ragazzi di oggi. Partirei leggendovi di seguito 4 frasi. Allora, la prima è: la nostra gioventù ama il lusso, è maleducata, si burla dell'autorità, non ha rispetto degli anziani, i bambini di oggi sono dei tiranni, rispondono male ai genitori, sono cattivi. La seconda frase: non c'è più alcuna speranza per l'avvenire del nostro paese se la gioventù di oggi prenderà il potere domani, perché questa gioventù è insopportabile, senza ritegno e terribile. La terza frase: il nostro mondo ha raggiunto lo stadio critico, i ragazzi non ascoltano più i genitori. La quarta frase è: questa gioventù è marcia nel profondo del cuore, i giovani sono maligni e pigri. Allora, la prima è di Socrate ed è del 470 a.C. La seconda è di Esiodo, quindi andiamo indietro, 720 a.C. La terza è di un sacerdote dell'antico Egitto, siamo al 2000 a.C. L'ultima è un'incisione su un vaso d'argilla dell'antica Babilonia, quindi siamo al 3000 a.C.
Quindi è 5.000 anni che i catechisti si incontrano e dicono questi ragazzi, cioè... Allora, chi pensa così è vecchio. Questo è un test di vecchiaia, Chi pensa così è vecchio, può avere anche 30 anni, ma se pensa che i giovani di oggi sono peggio di quelli di un tempo, è vecchio. E c'è, allora, la vecchiaia del corpo non è una malattia e non ci si può fare niente, ma la vecchiaia dello spirito è una malattia e si può anche guarire, per cui se siete vecchi vi esorto a guarire o a non fare i catechisti, cioè cosa lo fate a fare i catechisti se pensate che sono così tremendi, no? O avete proprio un desiderio di redenzione, per cui grazie a voi, ma tanto questo ve lo smontano subito, grazie a voi niente, cioè resteranno come sono, no? Non è che diventano come i ragazzi degli anni 40, no? Quindi l'invito è a non essere vecchi nello spirito, e perché qual è questa posizione? Cioè, se partiamo da questa posizione abbiamo adulti scandalizzati, frustrati e lamentosi. Scandalizzati, guarda come sono diventati, no? Che vergogna. Frustrati, cosa ci posso fare? No? Io cosa ci faccio con uno così? Ci provo ma non ci riesco. Oppure lamentosi, che tempi, no? Devo dire che di tutto hanno bisogno i ragazzi tranne che di avere accanto degli adulti frustrati, lamentosi e scandalizzati, cioè non li aiuta questi. Vi leggo anche questo passaggio interessante, sentite. Oggi il padre teme i figli si credono uguali al padre e non hanno né rispetto né stima per i genitori. Ciò che vogliono è essere liberi. Il professore ha paura degli allievi, gli allievi insultano i professori, i giovani esigono immediatamente il posto degli anziani e gli anziani, per non apparire retrogradi, acconsentono a tale cedimento. E a corona di tutto, in nome della libertà e dell'uguaglianza, si reclama la libertà dei sessi. Allora, potrebbe essere su Repubblica.it oggi, in realtà è sulla Repubblica di Platone, quindi è il IV secolo prima di Cristo. Allora, abbiamo prove documentali che i giovani di oggi non sono peggio dei giovani del IV secolo avanti Cristo. Già allora ci si lamentava di loro. Allora, volevo vedere un po' con voi che cosa rende però i giovani di oggi, perché hanno delle specificità. Direi, hanno degli adulti fragili, hanno accanto degli adulti fragili, nel senso che voi le conoscete sia perché vi confrontate con le famiglie, sia perché magari voi stessi siete famiglia. Adulti fragili vuol dire anche noi, perché sennò noi ci tiriamo fuori, cioè, e sono sempre gli altri, ma siamo fragili anche noi, zoppichiamo anche noi, facciamo fatica anche noi, no? Allora, adulti fragili vuol dire che mi sono fatto questa idea che c'è un'inversione, abbiamo una adultizzazione del bambino, cioè i bambini diventano grandi subito. Certi genitori mi dicono: ma quando inizia l'adolescenza? Perché a 5 anni, dico, dovrebbe iniziare dopo, ma sembra, a fronte di un'adultizzazione di un adulto abbiamo un'infantilizzazione dell'adulto. Anzi, infantilizzazione sarebbe un complimento, abbiamo una adolescentizzazione dell'adulto, quindi adulti fragili, preoccupati. Un tempo i figli avevano paura, se faccio così perdo l'amore dei genitori. Adesso sono i genitori che hanno paura di perdere l'amore dei figli, per cui se faccio così poi non mi vuole più bene. Allora, il ricatto della perdita dell'amore da parte del figlio fa sì che alcuni genitori poi non si pongano, fanno fatica a dir di no, fanno fatica a dare delle regole, no? Un po' smarriti, un po' anche presi dalle loro questioni, pasticci affettivi, famiglie che si scombinano, si ricombinano, preoccupazioni sul lavoro, cioè tutto questo, no, li distrae. Quindi
hanno davanti, attenzione che poi i ragazzi hanno un mondo adulto che dà anche un pessimo esempio di se stessi. Perché a volte, sentendo parlare noi adulti, mi sembra che noi chiediamo ai ragazzi di fare quello che non siamo capaci di fare noi. È pazzesco questo, cioè ci lamentiamo dei ragazzi, ma noi non siamo capaci di fare quello che vorremmo che loro facessero. Ad esempio, i pasticci col digitale, col cellulare, li facciamo noi adulti, Cioè siamo noi che siamo sempre attaccati. Siamo noi che... No, spesso l'adulto fa fatica. Dice, il mio papà mi dice che devo stare meno a giocare sul computer, ma lui guarda il cellulare sempre durante tutta la cena. Dico, e cosa dice lui? Mi dice che è per lavoro. Ora io penso che o è un cardiochirurgo in reperibilità, o è quello che deve liberare le persone chiuse negli ascensori, o lavora con le celle frigorifere dei supermercati che poi si scongela tutto, o se no, che lavoro fai che non puoi stare mezz'ora senza controllare la mail? Non esiste, No, allora pensate, il mio papà mi dice che non devo giocare e poi è lui che è attaccato tutto il tempo, no? Devo essere seri con la mia affettività e poi, no, abbiamo degli adulti che sembrano altro che adolescenti, no? Mi innamoro, mi snamoro, cioè, quindi la società i ragazzi vedono solo polarizzazione nella società, pro-vax, no-vax, pro-gender, no-gender, pro questo contro quell'altro. Nessuno dibatte più, nessuno discute più, sono solo blocchi contrapposti, sono solo nemici, l'altro che la pensa diverso da me è un nemico. Allora, è anche un brutto esempio che noi diamo. Gli abbiamo preparato un mondo del lavoro brutto, poveretti, dove i più giovani sembra che se non stanno in ufficio fino alle 9 di sera, no, non sono dediti a lavorare abbastanza, hanno ricatti, quindi gliel'abbiamo preparato noi questo mondo. Quindi l'adulto è la prima questione con cui hanno a che fare. La pressione sui risultati: sono bambini e ragazzi che sono guardati per i risultati che portano, non per la bellezza che sono, ma per i risultati che portano. Io vedo, facendo l'orientatore, sempre più la domanda sui ragazzi di seconda media è, da parte del genitore, qual è la scuola superiore che gli permetterà di passare il test di medicina? Che tu dici, Nani, aspetta, c'ha 12 anni, c'è gente in testa che deve diventare un medico. E se poi in terza superiore si innamora di filosofia e vuole fare filosofia, sviene questo genitore, no? C'ha già in testa. È quello che poi porta i bambini e i ragazzi a quella che chiamiamo bassa resistenza alle frustrazioni, che vuol dire un contrattempo fa fare delle scenate pazzesche. Non faccio gol alla partitella, calci negli spogliatoi, pugni sulle porte che vengono sfondate, no? I bambini un disegno che non viene bene che lo stracciano con rabbia, le scuole che devono chiamare le ambulanze per gli attacchi di panico durante le interrogazioni, no? Sto male, cioè dice, è un'interrogazione, ti chiede i fenici, se li sai bene, se non li sai saranno 4, ma no, ma quel 4, no, diventa un giudizio su di me, un giudizio. Allora questa questione è che sono visti per i risultati che devono portare, non possono mai divertirsi davvero, e anche nello sport devono segnare, devono arrivare, ma puoi fare una cosa perché ti diverti, anche accettando di non essere sempre il top, no? Quando incontro le mamme e i papà che mi dicono come va suo figlio a scuola, e insomma, dico, cosa vuol dire? A 7 di media, dico, è bravissima. Ah no, ma lei è da 9, a me prudono le mani, ma che cosa vuol dire da 9? Ma che cosa vuol dire da 9? No? Avrà trovato il modo per stare sul 7, no? È vero, potrebbe fare anche il 9, ma no? Guarda anche quante altre belle cose fa, magari in questo momento sta investendo su qualcos'altro, no? Quindi la pressione sui risultati.
che porta un bisogno di perfezione, di un perfezionismo per i ragazzi, di risultato ed estetica, perché poi c'è anche questa questione che introduce quella più grossa, è che vivono tanto nel digitale. È un dato di fatto che in media in Italia l'ingresso del cellulare, quando va bene, è in quarta col regalo della comunione, tendenzialmente, ma quando va bene arriva in quarta. Quando va bene arriva in quarta. Ci sono anche bambini di classi prima che sono già dotati di un dispositivo. È un dato di insomma, ormai 4-5 anni fa, è un dato italiano di Pepita Onlus che ha fatto questa indagine italiana, diceva che il 51% dei bambini italiani sotto i 2 anni ha dimestichezza con un touchscreen. Allora è ovvio che non possiede un cellulare sotto i 2 anni, ma vuol dire che se gli do in mano questo, col ditino sa pistolarci sopra. Il 51% vuol dire metà, ed è evidente che un bambino sotto i 2 anni non è che se lo va a prendere, cioè gli viene dato. Allora anche qua pensate a questo scarto, sono intrattenuti con il cellulare. Che tristezza quando si va al ristorante, si vedono le famiglie dove intanto che aspettano danno al bambino da vedere il cartone, che mi viene da dire potevate stare anche a casa, cioè perché si va al ristorante? Si mangia bene, ci servono, non dobbiamo preoccuparci noi è l'occasione per parlare, per essere un po' rilassati, no? Ma ti devo intrattenere in macchina perché siano buoni, gli diamo subito un cartone. Ho visto che su Amazon vendono, si chiama Aipu, è un vasino con un trespolo per mettere l'iPad, per cui intanto che fai la cacca guardi il cartone, no? Cioè è l'idea ti devo intrattenere sempre, no? Poi è interessante perché poi quando sono più grandi mi dicono no, non si riesce a staccare. Dico, ma chi è che gli ha dato in mano? No? Cioè, chi è che gli ha dato in mano fino a quel momento? Per cui vivono tanto nel digitale e il digitale ha fatto tanto. Il digitale ha cambiato il loro modo ha cambiato la loro attenzione. Se voi avete a che fare con loro, anzi voi che avete a che fare con loro, avete visto che la soglia media d'attenzione, la durata è molto bassa. Intendo dire, c'è bisogno di variare, no? Fermarsi, dopo un po' una mosca, cioè intendo dire, quindi la soglia d'attenzione è sempre più bassa. L'esposizione che hanno sui social non è senza effetto, perché i social è vivo alla finestra a farmi guardare nel guardare gli altri che sono lì per farsi guardare. E quindi questo tributo massimo che viene dato all'immagine, no? Quindi a come appaio, porta a situazioni strane, costruzioni di vite parallele, un'indagine che avevo fatto 2 anni fa perché c'era un mio libro di una distopia, una fantascienza dove parla di questo, e alcune scuole avevano fatto questo sondaggio con i ragazzi, c'erano circa 1000 ragazzi delle medie. La domanda era: l'immagine che dai di te su Instagram è vera o falsa? Il 40% ha risposto vera, il 20% ha risposto, il 40% vera, il 40% falsa e il 20% non so, che mi viene da dire, se non sei sicuro che l'immagine che dai è vera, forse proprio vera non la sarà, perché se no, cioè, cosa vuol dire non lo so. Però pensate, 6 su 10 danno un'immagine di sé diversa, ma dare un'immagine di sé, poi devo tenere su questa immagine, ma pensate quanta energia, quanto pensiero occupa, no? E l'immagine non è necessariamente dello splendido o della splendida, perché posso dare anche la depressa,
il dark, quella che si taglia, quella che vuole morire, quella che vuole vomitare. Cioè, una volta che io metto una maschera, poi non posso più permettermi di essere diversa, per cui se ho la maschera dello splendido non potrei mai essere triste, ma se ho la maschera del depresso non potrò mai una volta dire oh, stavolta mi è andata bene, no? E allora sono lì costretto, e questo limita la loro libertà e la sincerità nei rapporti, no? Li limita tantissimo. Sul digitale potremmo lavorare tantissimo, ma non ne vale adesso, magari lo vediamo con le domande. Sono sovraeccitati poi da stimoli cui segue assuefazione e tolleranza. Qual è il meccanismo della tolleranza? Che non bastano più, quindi bisogna aumentare la dose o aumentare la soglia. No? Ci si abitua anche alla violenza estrema, poi a un certo punto non basta più, per cui poi deve schizzare il sangue, e il sangue poi non basta più che schizzi, allora no, sono sovraeccitati da stimoli. Pensate all'erotizzazione della società, cioè anche probabilmente anche per pubblicizzare lo sciroppo di menta c'è un'allusione sessuale, quindi non necessaria. Questo però mi sottopone a stimoli ubiquitari, dappertutto, sempre, costanti, e hanno un effetto, perché poi io vivo in un ambiente, vedo le cose. Questa premessa però serviva solo non per dire appunto come sono, che fatica che fanno e quindi che fatica che sono questi ragazzi, ma era per dire che, per fare da introduzione, che seppur vivere nel 2023, crescere nel 2023 per me è più difficile che crescere anni fa, decenni fa. Anche per il fatto, ad esempio, questo dato che i ragazzi hanno una sorta di effetto buffet, io lo chiamo effetto buffet perché per alcuni anni ho lavorato per una multinazionale americana. Quindi facevamo questi incontri, questi meeting che duravano tutto il giorno, interessante perché eravamo chiusi in una stanza, magari 15 persone, e in questi hotel c'era un buffet che era continuamente rifornito. Sembrava un po' da polli da batteria, nel senso, cioè ci accendevano la luce, mangiavamo, spegnevano la luce, dormivamo, però vabbè, sono. E è molto attraente un buffet sempre, poi dolce, salato, e poi magari ti riportano qualcos'altro. Quando arrivavano le 8, anzi le 7, perché lì cenavamo presto, si diceva adesso andiamo a cena, ma nessuno aveva fame. Cioè, come facciamo ad avere fame? Allora, l'effetto buffet è un po' quello che accade a molti bambini e ragazzi di oggi, ossia c'è una continua offerta e un continuo soddisfacimento immediato del desiderio. Diventa quasi impossibile posporre la realizzazione del desiderio. Sembra quasi impossibile per un genitore dire va bene, vuoi questa cosa, questo oggetto, lo avrai al compleanno, perché poi il bambino o ragazzo dirà sì, ma io compro gli anni a settembre, e tu gli dirai lo avrai a settembre. Ma questo sembra, prima che impossibile da accettare per i ragazzi, è impossibile per noi il non soddisfare subito un desiderio. Mentre invece educare al fatto che il desiderio non debba essere necessariamente soddisfatto nell'immediato, questa è un'educazione, perché poi la vita è così, non è che tutto quello che mi viene. Peraltro è un inganno per i ragazzi, perché non è, quando cresci non è che tutto quello che ti viene in mente lo avrai subito, qualcosa non lo avrai neanche mai, no? Allora, tutto questo per dire che secondo me è un po' più complesso crescere oggi che 30 anni fa. Ma i ragazzi di oggi sono come i ragazzi fenici, uguali, identici, nel senso che hanno gli stessi desideri del cuore dei ragazzi fenici. Cioè, il bisogno dell'uomo resta lo stesso. Secondo me noi a volte ci facciamo
confondere dalle specificità del 2023 e non vediamo che invece la costituzione dell'uomo è la stessa, che è quella di essere felice, trovare soddisfazione stando bene con gli altri, avere uno scopo della vita, costruire qualche cosa, no? A volte è come se noi non vedessimo più la bellezza di questi ragazzi e di questi bambini, o forse non credessimo neanche più che il loro cuore è buono, no? Prima l'abbiamo visto, cioè finché sono dei frugoletti carini un pochettino ci piacciono, quando crescono poi non ci piacciono più, cioè è inutile che noi diciamo, cioè gli adolescenti non piacciono quasi a nessuno, no? Perché? Perché sfidano, perché a tratti sono ribelli, perché non ci piacciono gli adolescenti? Perché ci mettono in crisi, e io dico viva l'adolescente. All'adolescente è quello che non puoi più rispondere, ma perché è così? Non puoi più rispondere perché è così. Ti manda a stendere se ti dice così. E ha ragione. Vuole che gli poni delle ragioni, no? Quindi l'adolescente è una provocazione per noi. È una provocazione a saper rendere ragione di ciò in cui crediamo. Che non è da poco questo, Quindi avete capito che io tifo tantissimo per gli adolescenti, mi piacciono da pazzi. Non scriverei per loro se non mi piacessero così tanto. Allora, i desideri del cuore sono gli stessi. Di cosa hanno bisogno? Hanno bisogno di compagnia. Di una compagnia sincera, di una compagnia che li guarda per quelli che sono, di una compagnia che li guardi con stima, che li guardi riconoscendo un valore a loro stessi che forse loro stessi non sono neanche capaci, anzi, che spesso non sono in grado di attribuire a se stessi, no? Ma se amiamo in virtù di colui che ci ha amati, no? Cioè, devo dire, uno può amare solo se lo riceve questo sguardo qua. Per cui, come sarebbe bello invece di far parte del coro di quelli che li guardano con biasimo e disprezzo, o come degli esseri inconoscibili, no? Li guardassimo come, no? Come coloro che li riconoscono per la grandezza che sono, che hanno dentro, per i bisogni del loro cuore che sono gli stessi nostri di adesso e nostri di un tempo. Hanno bisogno di adulti che si pongano da adulti, non di adulti. È interessante, c'era questa ricerca fatta dai psicologi inglesi un po' di anni fa, hanno chiesto agli adolescenti inglesi: cosa detesti di più di tua madre? Bella domanda, per dire, potremmo fare un elenco. Al primo posto c'era quando si veste come me. Bella questo, Cioè, bello questo, Quando si veste come me. E ai maschi hanno chiesto: cosa detesti più di tuo padre? Quando prova a parlare come me, come noi con i miei amici. Uè, ciao bello zio, come butta, ci vediamo una certa. Cioè, ci chiamano cringe, hanno ragione. Cringe vuol dire imbarazzante, cioè si vergognano di noi, ma c'hanno ragione. Quando si vergognano di noi quando non facciamo gli adulti, ma facciamo i paradolescenti, no? In realtà hanno bisogno di un adulto che si ponga, hanno bisogno di un adulto anche con cui scontrarsi, perché poi se non c'è neanche più l'adulto con cui scontrarmi, no? Hanno bisogno di un adulto. Ad esempio, quanti ragazzi ho trovato che
stavano solo aspettando un adulto che li fermasse, qualcuno che dicesse: oh, ma la smetti? No? Giustificati, compresi o ripresi male, no? Disprezzati, sei una delusione, ma qualcuno che dica: ma la smettiamo di fare così, eh? Oppure che li sanzioni nel comportamento. Perché guardate che la questione della sanzione è importante per i ragazzi, nel senso, ci sono delle case in cui se rovesci un bicchiere d'acqua a tavola è come se avessi rotto un vaso Ming da €1.000.000, cioè reazioni. L'altro giorno ho parlato con questo papà e mi diceva: è un selvaggio, e poi incrocia anche i piedi mentre siamo a cena, e gli ho detto cioè vuol dire che questo padre va a vedere come tiene i piedi il figlio quando cena, e dico: ma no, ma ho detto: ma poveretto, è vivere nel Grande Fratello sto qua, cioè, no? E poi, no, incontri il contraltare genitori che giustificano degli abomini, ma una ragazzata, sono giovani, no? Per cui invece un adulto che si pone e che dica: questo va bene, questo non va bene, questo lo fai, questo non lo fai, questo puoi farlo, questo non puoi farlo. Ossia un adulto che giudichi, no? Deve essere anche un adulto che poi sa sostenere anche lo scontro, però, no? Ieri parlavo con questi mamma e papà che mi dicevano: no, qual è il ricatto dei figli? Ma la mamma di Mattia glielo fa fare, no? E gli dico: lei deve rispondergli così: mamma e papà non si scelgono, a te siamo toccati noi. Cioè, ci dispiace, a Mattia sono toccati i genitori migliori, è fortunatissimo, a te siamo toccati noi, il che vuol dire che questo non lo puoi fare. Allora, pormi in questo modo, certo che poi l'altro ha facoltà di arrabbiarsi, ha diritto ad arrabbiarsi, di alzare i toni moderatamente, non di insultarmi, ma può essere anche veemente, ma io poi non è che mollo perché si arrabbia, no? Allora, la possibilità di avere un adulto che fa l'adulto, che si pone da adulto, no? Mi viene da dire: voi potreste essere gli adulti che si pongono da adulti, no? Che giudicano la realtà, che li aiutano a giudicare la realtà, che dicono questo sì, questo no, questo va bene, questo non va bene, ma lo dicono tutti, nani, no? Da quando in qua diventa vero ciò che è detto da tutti? Perché questo poi è una questione interessante, no? Una cosa diventa vera perché la dicono tutti. È successo anche col nazismo, no? A un certo punto tutti dicevano: quelli lì valgono meno, e quelli lì valevano meno, che erano gli ebrei, ma, no? Bisogna stare attenti che il fatto che una cosa diventa comune, che automaticamente diventi corretta questa, Ma pensate allora che occasione che possiamo avere anche con loro di affrontare queste questioni, no? Senza paura. Hanno bisogno di qualcuno che li ascolti, però guardate che qua è proprio una posizione nostra del cuore e della mente. Per ascoltare qualcuno dobbiamo considerarlo titolato a parlare di sé, titolato a dire qualcosa di sé e del mondo. Se lo guardiamo dicendo: sei un povero deficiente, cosa vuoi dire? Non potrò mai ascoltare un soggetto così, no? Tutti voi avete fatto esperienza che quando un bambino o un ragazzo trova un adulto che è sinceramente, non strategicamente, ma sinceramente interessato ad ascoltare che cosa pensa, loro parlano. Allora, quale sarà la nostra questione? Che potremmo sentirci dire delle cose che proprio non vanno bene. Ma dobbiamo prima raccogliere il fatto che ce l'hanno detto, cioè che ci hanno detto un pensiero. Perché una volta che una cosa entra in testa, non è che poi se noi gli diciamo non dirla, va via. Dobbiamo lavorare con quello che era in testa.
3 giorni fa ho incontrato un quindicenne che si è fatto l'idea che chi lavora è un poveretto, disprezza suo padre che si spezza la schiena per un mese per guadagnare 1200 euro, lui spaccia e guadagna 300 euro al giorno. Mi dice: io faccio i miei conti, lavoro 5 giorni alla settimana, cioè un imprenditore, 5 giorni alla settimana, faccio 1500, faccio 6000 euro al mese, no? Allora, l'idea che è entrata in testa a questo giovane, è un ragazzo, l'idea che gli è entrata in testa è: bisogna fare i soldi, non importa come si fanno, vanno fatti in fretta, il lavoro è una condanna, se trovi un'alternativa al lavoro sei un figo. Allora noi possiamo dire: ma guarda che cosa pensa, sì giusto, ma guarda che cosa pensa, anch'io me lo sono detto, ma di nuovo la posizione di scandalo tiene poco, perché questa idea è entrata in testa. Allora ci sarà un paziente lavoro da fare con lui di ricostruzione di certi concetti, no? Ad esempio in primis quello del lavoro, perché da qualche parte gli è entrata in testa l'idea il lavoro è una condanna, cioè lavorano gli sfigati, no? Allora pensate cosa vuol dire a un ragazzo così raccontare del nostro lavoro, no? Raccontare del fatto che lo facciamo con soddisfazione, che è il modo con cui noi contribuiamo a costruire un pezzettino di società, che certo qualche volta è faticoso, qualche volta preferiremo non farlo, ma sarebbe un po' meno non farlo nella nostra vita, no? E anche il lavoro che si fa con lui è un lavoro, no? Che un lavoro non è il lavoro retribuito, ma anche quello è un lavoro, è un impegno con la realtà, quindi il tempo stesso che si dedica a lui, no? Che è di una gratuità, scardina questa idea, devi fare solo le cose per soldi, tanti in fretta, no? Un altro caso, 14 anni. Com'è andata sabato? Sabato è stato bellissimo. Dico: ok, cos'è successo? Sono stato al parco col mio amico e ci siamo smezzati una canna ed è stato bellissimo. Allora, il primo pensiero che rischia di avere l'adulto è: ma guarda che modo di passare il sabato, sei un tossico, ma che ragazzo è, guarda cosa sono diventati con tutte le cose belle che avresti potuto fare, e parte il disco, no? In realtà io gli ho detto: dai, siccome mi hai detto che è stato bello, raccontami ma cos'è stato bello. Ma non gli ho detto tipo: ma come fa a essere bella sta roba? Cioè ero interessato a capirlo, e lui mi ha detto: uno, intanto che ci siamo fatti la canna per mezz'ora ho potuto non pensare. Mi fa: e poi è stato molto bello perché il mio amico Mirko si è un po' sdraiato sulla panchina, io ho appoggiato la testa sul suo petto e ci siamo sentiti davvero amici e vicini. Poi io lì ho sbagliato, perché bisogna stare attenti come si parla. Gli ho detto: però, dico, tu hai desiderato sentirti amico col tuo amico introducendo qualcosa di chimico. E lui mi ha detto: no, non è chimico, era erba. Poi gli ho detto: va bene, no. Gli ho detto, cioè, no. Dico, a scuola dovrebbe insegnarti che anche l'erba è chimica, però fa niente. Di sintesi volevi dire, ok, va bene. Allora mi sono corretto. Dico, tu hai cercato di trovare questa comunione con un altro introducendo qualcosa dall'esterno del tuo corpo. Dico, sai che ci sono altri modi per sentirsi vicino a uno. Però pensate che informazione preziosa mi ha dato questo ragazzo. Prima informazione: pensare è diventato faticoso. Tanto che se io per mezz'ora riesco a fermare i pensieri, quieto un attimo. Guardate che non si sta mica bene quando... Chi di noi l'ha provato? Tutti noi l'abbiamo provato una volta, quando non riusciamo a dormire perché la testa va. Guardate che faremo di tutto, prendiamo i psicofarmaci a volte, no? Per fermarla. È uno psicofarmaco quella canna che si è fatta sto qua, un ansiolitico.
ma la seconda informazione è il suo desiderio di essere davvero, cioè raggiungere un livello, noi possiamo dire, di comunionalità con un altro, tanto da sentirti intimi. Un'amicizia virilissima, peraltro, di questi due, per come li conosco. No? Allora capite che lo scandalo rispetto al ti sei fatto una canna? Che ci avrebbe messo, faccio un passo indietro, non ci avrebbe messo nella disposizione di ascolto, che non toglie il giudizio dicendo senti però è meglio che non te le fai, ma questo poi sarà una conseguenza, perché il bisogno, cioè io ho capito questo, quando i ragazzi e i bambini sbagliano è perché pensano che quell'errore sia una soluzione, ma forse è così anche il peccato, forse dobbiamo sentire cosa ne pensano i preti, ma è interessante, cioè il peccato ci sembra una soluzione. In quel momento l'errore, allora che cosa succede? Succede che quando i ragazzi sbagliano, a volte anche pesantemente, perché credono che quell'atto sia una soluzione per essere più felici. Poi è il più felice che dobbiamo lavorare, magari no? Per essere più figo, per farmi vedere, per farmi apprezzare, per essere il leader, per avere più soldi, ma il desiderio che li muove è un desiderio di realizzazione mal interpretato. Allora, credo che sia proprio importante che i nostri ragazzi abbiano a fianco degli adulti che li guardino con questa stima, con la stima per il loro cuore, per il desiderio di felicità che hanno dentro, che esprimono male, che non esprimono, che a volte non riconoscono neanche. E siccome noi, sappiamo che a questo desiderio di felicità c'è una risposta, no? Abbiamo bisogno di intercettarlo e di riconoscerlo questo desiderio, perché se no rischiamo di dare delle formule astratte che pensiamo si debbano applicare. Perché poi l'educazione è testimoniale, cioè in realtà voi potete dire tantissime cose belle, ma è testimoniale. Cioè i ragazzi e i bambini guardano il trattamento che noi riserviamo alla realtà. Come trattiamo i soldi, come trattiamo gli amici, come trattiamo le nostre passioni, come trattiamo il nostro sposo, la sposa, come trattiamo i confratelli, come trattiamo loro, guardate che come vi trattate fra voi catechisti è questo che è educativo, anche perché loro colgono subito anche un inarcare di sopracciglio, magari c'è una vostra collega che non vi piace tantissimo nei modi e cose, loro fanno qualche cosa, voi siete molto corretti, quindi non fate nessun commento, ma basta un inarcare di sopracciglio che, no? E allora cosa? Avranno davanti di nuovo degli adulti che non sanno stare insieme, no? E invece, esempio, come vi trattate fra voi, perché se siete più di uno, spero di sì in una parrocchia, vi vedranno lavorare insieme, e questo, cioè che magari vedano in voi la possibilità di adulti che lavorano diversamente, che sanno stare insieme per uno scopo, no? Perché la generazione che voi avete davanti è una generazione che avrà delle sfide che noi non riusciamo neanche bene a immaginarci, nel senso, chi di voi ha bambini adesso, o anche gli adolescenti, secondo me, allora questi ragazzi, qualunque forma prenderà, vivranno tanto nel metaverso. Ora, se voi non sapete cos'è metaverso, documentatevi. Cioè, un po' non possiamo, viviamo nel 2023 con i ragazzi, un po' dobbiamo sapere queste cose, no? Avranno a che fare con l'intelligenza artificiale in un modo potentissimo. Guardate che la generazione che voi avete in mano, no, non avete in mano nessuno, non illudetevi, la generazione che voi aiutate a crescere, per fortuna, cioè l'unico che ce l'ha in mano sarà il buon Dio, speriamo, cioè, la generazione che voi aiutate a crescere, a diventare uomini e donne pieni, è la generazione che sarà costretta a tornare
alle radici dell'umano. Perché? Forse voi non avete tanto dimestichezza, ma la questione dell'intelligenza artificiale e degli androidi porrà delle questioni estremamente interessanti a loro. Intendo dire, in Giappone, non so se l'avete letto sul giornale, 5 mesi fa c'è un matto che si è sposato con un ologramma. Allora, tecnicamente è un matto, non si può dire, è un diversamente amante, cioè probabilmente no. Allora, uno che sposa un ologramma, che è un'immagine tridimensionale, può essere solo matto. Devo dire, la psichiatria l'avrebbe diagnosticato inequivocabilmente psicotico 10 anni fa, cioè, no? Allora, che cos'è questo? Questo ologramma è anni che deve arrivare in Europa, ogni anno si dice arriva alla fiera della tecnologia, ma arriverà, è già in tutto il continente asiatico. Che cos'è? Cosa vuol dire sposarmi un ologramma? C'è questa signorina tridimensionale, accattivante, con la gonnellina corta, ovviamente, gli stivali, molto carina, che è dentro un barattolo ipertecnologico, che ad esempio quando sono al lavoro mi chiama, no? E mi dice: ciao Luigi, come stai? Ti sto pensando, no? E va bene il lavoro? Allora, ti è arrivata la promozione che pensavi o sei rimasto deluso? Non è arrivata? Oh, povero. Interazione perfetta, meravigliosa. Ti aspetto per cena, cosa vuoi? Ti va bene se ti preparo la pizza coi carciofini? Sì, dai, però carciofini, acciughe. Allora l'ologramma, ovviamente, il programma ordina la pizza, per cui io arriverò a casa e mi siederò accanto a questo ologramma, che intanto lei mangia la sua pizza coi carciofini virtuale, pensando di avere una compagna, no? Allora, in Giappone hanno finito una sperimentazione che a me è sembrata terribile, ma hanno preso degli androidi, cioè non vorrei che voi abbiate in mente l'idea dei robot, cioè gli androidi adesso hanno 75 espressioni facciali, hanno la pelle calda, piangono, si emozionano, imparano, hanno una bella voce, cioè hanno fatto una sperimentazione doppia, androidi nelle case di riposo con gli anziani con l'Alzheimer e con i bambini nelle oncologie pediatriche. Allora, il risultato è stato strepitoso, tasso di gradimento altissimo. Allora, sull'anziano è vero che rispetto all'Alzheimer, no, o rispetto al demente, che ti fa 100 volte la stessa domanda, l'androide può dare o 100 volte la stessa risposta senza spazientirsi o 100 risposte diverse. Tanto lo programmiamo, no? Quello che mi ha preoccupato di più era, mi sono chiesto, ma la compagnia da fare a un bambino oncologico che sta soffrendo, no? È possibile che i genitori siano stati contenti che la compagnia fosse una compagnia di un androide, no? E non di un umano? Quando ne parlo con i ragazzi nelle scuole, moltissimi mi dicono che figata, una fidanzata androide, no? Ma c'hanno ragione, perché l'idea è, mi dirà sempre: Luigi come sei bello, Luigi come sei bravo, Luigi come fai tu certe cose non le fa nessuno, Luigi sei meraviglioso, Luigi guardiamo il film che ti piace, mangiamo il cibo che ti piace, no? Il compiacimento narcisistico di un androide con l'androide massimo, cioè, ma la domanda è: ma è questo che ci chiediamo da un compagno? No? Allora i vostri ragazzi saranno i primi che dovranno avere davvero a che fare con la domanda: che cosa rende preferibile un compagno, una compagna imperfetto, noioso, che invecchia, che si imbruttisce, che ha le sue, che mi contraddice? Ha un essere perfetto e puro che mi darà sempre ragione? Cioè, la generazione dei bambini e dei ragazzi che voi educate è quella che avrà a che fare, forse dovrà tornare per la prima volta alle questioni radicali sull'uomo, sull'umanità. E allora chi li può attrezzare con un giudizio sull'uomo se non li attrezzate voi? Cioè, devo dire, perché poi il rischio è che qualcuno davvero penserà che è meglio sposarsi l'ologramma, un androide.
chi manterrà sul rapporto? Solo chi conosce il valore dell'uomo, no? Il valore dell'uomo nella sua interezza. E mi viene da dire che fra le altre opportunità, l'occasione che i bambini e i ragazzi del futuro conoscano il valore dell'uomo nella sua pienezza passa anche da voi. Quindi vorrei che voi vi sentiste, piuttosto che lamentosi, frustrati o scandalizzati, eccitati ed entusiasti dall'idea di, no, avere un compito così importante come quello di attrezzare le nuove generazioni di un giudizio sull'umanità, sul suo valore, sulla sua unicità, sulla sua trascendenza che nessun altro potrà dare. Per questo spero che adesso, quando ritornerete dai vostri bambini, anche qua non dobbiamo avere un'idea troppo edulcorata dell'infanzia, ci sono dei bambini che fanno l'inferno, cioè, intendo dire, ci sono dei bambini insopportabili. Poi siccome bambini non si può dire, ma ci sono dei bambini che ci mettono molto alla prova, no? Ma con quelli che ci mettono alla prova da bambini e anche con quelli che ci mettono alla prova più grandi, che sia una prova vinta da voi, dentro la certezza sia di quello che, soprattutto di quello che portate, ma anche del valore del vostro compito. Essendo le 16:23 io mi fermerei. Mi fermerei.